Oh zio Francesco, capite? Capite? Questa è una disgrazia, questa è una rovina, la mia disobbedienza mi costerà cara, quello che ti serena e mi riducerà la cosa. Ma che c'è di pensarci? C'è di studiarci, ci volete studiare, vita appena bene, cara, trasito, trova Lucetta, si chiama Mariannina, gli affrontati al padre. Ho trovato, cazzo vuole, una corda stenuta in terra, derante. Per fare chi? Non appena arriva, che faccio? Tiro un capo la corda, chiedo che fa? Casca, si cammina a volta con ferite acero confuse, supporto l'ospedale, che sapendo come sono l'ospedale, sa quanto donna. Fatti sotto bravo! Guardate voi che ce l'avete voluta rispezzare. Ma non puoi cadere falso io. Non potete aiutare, lo facessi con tutto il cuore. Pasqualino, davvero sta dicendo? Certo, parla, dimmi, che cosa posso fare? Cioè io prendo un carro, avevo avuto una pensata, ma avevo ritenuto anche a dirtela. Io avevo pensato, Tu, parla! Pasqualino, compare amico, tu mi vuoi bene? Certo che ti voglio bene, non ti voglio trovare a dire. E allora se non mi vuoi vedere ridotto alla cosina, se non mi vuoi vedere in mezzo a una strada, dalla miseria alla disperazione, spresti quanto mucchiere. Sì, affinché io possa continuare ad usufruire dei benefici che lo zio mi dà e non perdere l'eredità. Ti supplico, presti quanto mucchiere. Ah, ho capito. Vedi accanto zio, trova una Lucetta a Poscia di Mariannina. Si sente appicciato per fesso, si incazza, gli spazzi. Ma perché non mi prestato solo? Ma che c'è? C'è! Au! Nel discorso c'entra, non ha. Ma mi parla discorso! Nel discorso che stavi facendo prima. Pasqualino, io voglio passare il pomeriggio dei moglieri. No, io hai la pressione che devo passare prime mani. Avanti, Pasqualino, non dico che non ti chiede criminale. Il cosa che cosa ti ha chiesto? Una cosa da niente. Non è che fresca solo, ciao! Ma perché c'è la pressione? Non prima o a presa chi? Capisco, ma dai, si tratta di una cosa di poco conto. Di poco fondo! Chi sta in fondo che non finisce mai? Perché Pasqualino si temo tutti i dubbi hai? Tutti i dubbi possibili ed immaginabili. Voi volete capire che una cucchiere è una cosa più intima, una biancheria personale. Cioè, non si può prestare a noi. Dunque negate la mia amicizia. A sto punto nego magari la mia stessa. Non c'è niente da fare. Già vivere in mezzo a una strada, solo, frietto e disperato. Disperato? E che sono queste parole? Ma che succede? A che ne sa che non vogliamo la Leggi. Arriva. Io non hai caputo niente. Tu mangia! Arriverà con la convinzione di vedermi sposato insieme a tua sorella Mariannina. Ho capito ora? Come no? Questo sì che è un problema. Ora, arriva. Tu che sei un cristiano buono, che ci chiedi a non napoletare il tuo cuore? Zerta, chi è che pretende o no? Per tutto il tempo che sta zio è qua, vuole diventare un marito di mia moglie. E perché non gliela bella idea? Sono piccoli, sono obbedienti. Che chiama loro per poter mi aiuto? Già, che tu hai stato sempre
sempre mangia pane a tradimento. Come ti permetti? Come mi permetto? Di questa camisa? È un tuo gentile prestito. Io non ho prestato niente, né camicie, né cravatte, né vestiti, e manco queste scarpe nuove che hai in debito. E non voglio indagare oltre, perché sono tu. Ma avessi a tornare tutto quello che eri mio, se potesse venire come a brana mani, con la mano alla rete, e la mano alla mano. Vai ora tu sapere perché te ne stai in queste discussioni che sono tra di noi. In fondo Leonardo cosa ti ha chiesto? Una cosa fattibile. Come? Fattibile! Guarda, mangia, cangaria, è stato molto. Allora mi scordo che sei mi colgato e ti faccio un taglio da fonte, va bene? E non litigate, per carità! Dalle altre oh, pare che te lo venerdì stanno, Sì, che torto, è un piccolo sacrificio. No, no, e no, basta. Nina, arrivi, che ci dici l'uno che lo vuoi? Ah, Pasqualino, che vai c'è il nostro favore? E in fondo io non volevo niente che è tesoro. E io cazzo mio marito, che mi sta a fare? Ma Pasqualino, ma come danno a dire che è una cosa di poco conto? Pensa che si tratta della nostra fortuna. Ma Mi dispiace. poi, se tu stai dicendo che non chiedi! La risposta è no. Me. Vabbè. Ok. Vieni, mia mogliettina adorata. Andiamo. Non sta bene, guarda, o non sta bene? Oh, non lo so nemmeno io. Andiamo verso il nostro destino. Verso un letto di terra e un tetto di cielo. Ma non mi affligge, Lucietto. In fondo un pezzo di pane non te lo farò mancare mai. Farò 1000 lavori, anche i più umili, ma una bagnotta non te la farò mancare. E resto, non mi dispiace per noi, che siamo nati e ti sappiamo abituare alle morosità della vita. Ma mi dispiace, qui non ci vivi. Per soffrire la miseria, la fame e l'animazione. E tutto questo perché? Per l'ingratitudine di un commone di sacrificio. Avrebbe potuto evitare tutto questo. Andiamo, Lucetti, il vestito ci attende. Aspettate! Ma chi è che sta lì? Che hanno fatto? Le male, le povere pensionetti che daranno le luci a mezz'anno a stato. Ma da fare campare questo rimorso con tutta la vita? Ah! Ma un momento, tu fai granati? Scusami Pasqualino, che mi sono commosso pure io. Ma ti prego, dimmi di sì, non essere un macigno. Un bacino, tu rompessi la testa! Pasqualino, ma veramente, è una cosa da niente. È un prestito no. Guarda, tu stai muoto, non ti faccio un nuovo taglio, va bene? Amico e compare Pasqualino, ma tu, se fai questo bel gesto, lo sai che ti metti nella testa. Appunto, io la testa la No, tu ti metti l'alloro dell'amicizia. E i cristiani quando ti incontreranno per strada diranno tagliate! chi sta chi giocava a prestare una bocchiera? Pasqualino, si calma.
Questo castigo al debole. Una volta, che sto voleva fare? Non appena feci, o proveno, o sapete che mi resto? Sinistra! Dai, io capo ancora manco perché. Bravo, adesso hai l'occasione giusta, perché questa è la commedia dove ognuno dovrà recitare la propria parte. Ma vai, io capo. Seguimi. Allora, per esempio, avremo un Lucetto, ci facciamo fare a campanella della casa. E io che faccio? Tu, il protagonista, la parte principale, colui che conduce il gioco, regge le scene e gli altri personaggi che a loro volta gli fanno da spalla, da sostegno, cioè il compare o compare, il compare di San Giovanni, sacro e inviolabile, l'amico di casa che gode della stima di tutti ed è rispettato. Ah, così tu te lo puoi stare sempre vicino a Mariannina e vai ovunque si muove lei. Ti piace sta parte? Bella è! Mi piace che stai vicino a Mariannina. A posto. Allora, ad Enrico ci facciamo fare... Per favore, hai tu lanci la parte o non stare più lontano possibile da mia, va bene? Non più, non resto più. E va bene. Io avevo pensato all'amico di casa, vuol dire che ci facciamo fare un zio. D'accordo? Va bene. Allora, Mariannina, tu già sei in ninja Va e bene, non uscire se non sei chiamata. va bene. Tu, Lucetta, mettiti là e annuncia l'arrivo di mio zio. bene. D'accordo? Siamo pronti? Tu faccia la siamo pronti? È arrivato vostro zio. Oh, caro nipote mio, vieni fra le mie braccia. E dov'è tua moglie? Chiamala, chiama Mariannina. Eccola, eccola. Oh, marito mio diletto. Voletelo voi! Diretto! Amato! Bravo! Silenzio! Mariannina! Mia giovane e bella sposa! Come sa che male sto non cominciando. Mia progettina adorata! Momento! Ma facciamo meglio, va! Sciandiamo che attenti e manifesti. La recita non si fa. Asparino, ma ti stai scherzando? Oh, io non scherzo. All'anima la palla. Solo ancora stavo recitando per finta. E già la braccia si vedono. Immaginiamoci che succede al momento della commedia. Basta, la commedia non si fa, basta. Ma perché? Per indisposizione del combatto. E scusa, tu da lì e spartenenti. No, com'è? E che forse tu stai volendo dire che io ho abbracciato e baciato Mariannina? Ma perché te lo stai negando? Sotto visto io, guarda. Ma che stai dicendo? Commedia! Finzione! Trucchi scenici! Io, nell'abbracciare Mariannina, ho formato con le mie braccia un semicentro, sfiorando appena le vesti di Mariannina. Però va solo in ciurassi. Ma tu, io ho baciato il pollice, il mio pollice, ah così! E insomma il tuo pollice scindica? Fermato, possibile che non immaginavo. Oh, Asparino, ma non è che da metti a poco piccirino però? No, un bel po'. Basta. Ah, ti può sparire? No. Ma squadri, lui un po' che mani. E va bene, la consento, però ad una condizione, che non mi facete sentire un certo scenetti stupidi, perché se vedo qualche cosa a sciamma, se dico a Mariannina, è mai sghigno. Ma non ti preoccupare, sono un gentiluomo, non avere paura alcuna. In
ascolta a me, chiamiamo agli altri, che non sono urenti, prima che caso mi sta fermo. Raffaele, pazienza! Chiamavo il giornale. Raffaele! Ma non ti parla la famiglia! Vedi già, vedi come marito. Cari amici e fedeli compagni, oggi tutti noi siamo chiamati ad una finzione, ad una recita. Ascoltatemi bene e non perdete il filo che è importante. Qui arriverà oggi mio zio Francesco e si tratterrà qualche giorno. Durante la sua permanenza in questa casa, il signor Pasqualino non sarà più marito della signora Mariannina, bensì lo sarò io. Lei? E tu Pasqualino mi metti una cosa di chista, ma non puoi da dire. Ma che scappa, bravi! Ora diceva io che ho avuto una mala comparsa. A voi giusto con Raffaele, che è un gazzettino di tutto quanto circondario. E c'è poco da ridere, va bene? Ma mi ama scusare, ma mi pare una cosa ridicola. Ma quindi la signorina Mariannina, quelli che sono ieri, mamma chiede di lavorare. Tutti non già finisce di ridere, c'è un babagno un gusto che ci trasforma là. A voi tu, stundi non da casino, perché ti sta cercando tutta parte? D'altronde è una recita, una commedia, una finzione, va? Perché c'è il semicerchio e il pollice. Ah, c'è un semicerchio pollice, ma allora non è cosa di scherzo. Ma mi viene di ridere lo stesso. Intanto è così e basta. Invece stiamo ben attenti alle spiegazioni ed evitiamo di fare stronzate. Stassi tranquillo, sarà fatto come comandati. Siamo vicinini. Ma chi l'ha assunto a questo? Perché io non c'ero a casa, ma chi l'ha preso? Questa tu colpi. Allora, sentite, sotto per caso di combinazioni, a mia ma avesse a scappare qualche cosa davanti a Don Francisco, guarda, non mi dà una cosa dicendo che questo, cioè io, è un povero pazzo, aveva una moglie che si chiamava Mariannina e qualche cosa di spalla, va bene? Va bene, sì signora. Ma vieni capire tutto. Si fermò una macchina da un motivo. Poi mi sembra zio Francesco. Il due. Siamo tutti pronti? Va bene. La musica. La banda. La banda. Andiamo a mio zio si sa la banda. Ma che razzo? Buongiorno. La banda, come ho detto la banda, padre mio, non me l'ha procurata la banda. Cosa. Non come faceva? Non avevo la banda un bisogno, e ora, in qualche modo, accendete la luce in sala per favore. E veloce, dove dormite, siete venuti per mangiare. Allora, un musicista, mi serve un musicista, io lo so che c'è il musicista, dov'è? Dov'è? È piccolo, pazzo, senza capelli, dov'è? Dov'è? Io lo so che c'è, dov'è? Va bene, fai i conti! Allora, silenzio! Stanno tutti attenti alla spiegazione! Allora, io ma la comparsa e combazione non ne posso fare! Padre Milazzo i soldi per la banda non li ha dati! Quindi ora la banda vi tocca che la fate voi! Non avendo strumenti a disposizione, utilizzeremo suoni onomatopeici. Cos'è un'onomatopeica? Forza, che cos'è un'onomatopeica? La tromba come fa?
differenza tra il gruppo Bebe. Voi dovete fare Bebe. Dopodiché la sala. Silenzio! La sala viene interrotta qui. Ci divideremo una parte di qua, una parte di qua, una parte di qua e una parte di qua. Allora, questa canzone in omaggio al mio cameriere gay farà la papera. Quell'altra zona andiamo sul classico, faremo i cani. Semplice, cane, cane. Di qua cane, gatto. Di qua non mi sono rimasti animali che mi posso fare. I gopi! Squeak, 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 squeak. Allora, fare conti, a dirigere la musica, che musica facciamo? Una semplice che conosciamo, in ieri c'era l'Eurovisione. Cioè, le partite le facevano 4 ore dopo rispetto a quando le trasmettevano e c'era sta musichetta, vi ricordate come fa? Pronto! Allora, poi sulle note dell'Eurovisione i suoni, quindi bebè, qua qua, pau pau, miau miau, squeak squeak. Cominciamo con il bambino. 1, 2, 3. A me mi preoccupano le papere, proprio le conte, andiamo alle papere. Mi dice lei. 1, 2, 3. Come dei cani, voglio dire, non è che... Al suono! 1, 2, 3! Che animale è, signora Ciuci? Che Ciuci? I cani sono impegnati,
chiaro per tutti? Silenzio, pronti? Allora, una volta cominciato bisogna farlo sempre da capo. Quindi si aggiungono gli strumenti man mano. Quindi cominciamo con i bambini che hanno voglia di parlare. Vero? Un po' tipo pecora deve essere. Con delle pecore. Allora. Sono io. Piacere, permettete? Sono Carmen Grasso Scrivanelli, scrivana contabile addetta alla scrivania di Don Francesco Scrivetti, nonché sua segretaria particolare. E poi? Io, Don Leonardo Scrivetti, nipote di Don Francesco e spero amico anche della scrivania di mio zio. Leonardo, vostro zio Don Francesco è giù in giardino che raccoglie i fiori per la sposina. Perché non gli andate incontro? Lui ci tiene a certe formalità e a queste spontanee manifestazioni d'affetto. Ah, si vede che è un vero cavaliere. Sicuro che andremo incontro allo zio. Andiamo Marianina, mia dolce sposina. Andiamo ad incontrare lo zio. Che cosa si portava, moglie? Sì, ma dove va lei? Ha preso la mia Marianina. Ha preso la sua Marianina? Ma cosa dice? Ma con quale diritto? Quale diritto? Un diritto calciaio, che mi appartiene. Un diritto di marito, quella non chiede in prestanza. L'importante non lo capisco io. Insisto nel dire con quale diritto? Io sogno. Voi siete? Io sogno. Tu che roviniamo tutto qua. E allora, voi siete? Voi. Compare, lo so, è con questo. E con questo l'ha insegnato. Con la salsama, guarda, la smaccacani.
alcune deboli di Cerevetto, come a Don Pasqualino, tutte male la proprietà. E perciò Don Pasqualino va a perdere l'eredità per andare a domandare in prestito come Zani. E che stava domandando un prestito? Una domanda di faccia, una forbice fondata. Già, usacci che tu sei preso l'egoista. Certo non posso essere generosa come a Don Pasqualino o a signora Maria Pina. Usacci, vi conosco, ma avete fatto appellare appena passiato che è per una. Non avvenite, passo una ora, che mi tocco un colpo di stonacchiatore. State per te, ma che me ne egoista senza fiamma dopo? Ma voi invece abbiamo avuto la cosa sola. Fatti per essere ringraziare. Certo! E perché? Perché il revende va a fermare la mano. Ah, io dico sempre la stessa storia. E quando avevo Caruccio facete sempre come i vincilini. E lei che ne sa? Ma come? Non si vede che sono schizzini d'amore? Notare, sta giornata ci mancava solo lei. E va bene, calmate, per mia, potete restare schietta per tutta la vita, continuando a fare la stuffosa. E io scofosa cazzo! Ma non vedete attorno a Noele quando è delicato, smisciasciato. Ho capito, non tante volte la pazienza in canna. Per mia, avevo modo di parlare. E spartimi metà hanno camminato via di luna. Si vede che si sente di passare. Dimmi che è vostra impressione. La mia vita, hai conosciuto picciuttazzi, che pare che si mangiano uno. Audi, costati, pelle. Come corazzetti. Sì, proprio, senza lanciare spade. Disarmati. Ancora una volta. E voi vedete sotto sue armate. Si perquisiscono. E lei cosa mi consiglia? Come si fa? Che schifo bocchiato, che pensi? Chi sono per posizione personale? E allora? E allora vedetevi da voi, continuate a fare la preziosa, mi state schietta per tutta la vita. E vabbè. Scavo, la scheda con più strade. Sei più scheda che fare perquisizione. E che sono? Più finanziaria. Parola d'onore, ogni volta che vengo in questa villa mi pare di essere nell'anticamera del manicomio. Io faccio a voi, la superiore, e intanto mi ingutugno e mi dico come, di mo, a vedere a mio marito attaccato alle costole con Maria mia. E quante parole dolci, e quanti complimenti che ci fanno, e a mia, una viene a chiama e l'altra viene a scendere. Però, posso dire cose davanti all'altro? No, perché a lungo a Caino succede la fine del mondo. E tutte luci, picchiamo su. E a mia faccia la nervatura. Ora, ma due. E andate no, dite da picchiare un caffè. Una platica c'ha giorno delle mani. Vi capisco, povero Don. Porta di veleno, e chi ci fa? Ho ascoltato in silenzio perché non avevo il coraggio di interrompere questo sfogo. Sono rattristito, signor Luci. Lei la mano, una sana. Ma visto il cucchiaio, dai. Capisco la sua gelosia, la sua riservatezza. Calma, non le avanza. Ho capito tutto. No, dai, lei ha caputo niente. E allora stasera? Stasera, lei sta viva e sta madre magari. E comunque, queste sono cose che le riguardano. Capisco, sono dolori interiori che ognuno trattiene per sé. Però l'ammiro per la sua signorilità. Chi l'avrebbe mai detto? Don Leonardo e Mariannina. No. Cose dell'altro mondo. La mettersi male, perché non c'è niente di cui tu vuoi immaginare. E magari fosse. Io sono un uomo di provata riservatezza, per indole e per mestiere. Sono una bomba. Piuttosto, la cucinaria. Non è. Ah, Arrigo. Signora Arrigo Paisina, va a spiegare la faccenda. Mi dissi che poi passava per una sua casa. Quindi, sinistra, ho giocato davanti alla porta. E allora mi trovate. La saluto, signor Lucetti. E se ricordasse sempre la gelosia è una grave malattia. Pensasse alla salute e non si richiasse di correre. Saluto! Arrivederci, arrivederci. Stamattina ci mancava subito, ci mancava. Isa che. Oddio mio. No, adesso per a casa, cammina l'esperienza.
di ragionare. E mi voglio tornare da India per subito per controllare la situazione. Il fraude, parla a lei, ci mi vuoi rovinare che voi? No, ma in questo caso siete voi altro che rovinate a mia. Perché fra il circolo e i pollici stavolta può finire a 3 tubi. Il fraude, in carità, ti supplico, guarda, ti adamo. Su ti sento su, Francesco. Veniamo a tutte cose all'aria, e a me, e a Nonà, me ne finisce a me internazionale, con capellissimo o no? Pasquale, calma, vedrai che non succederà niente di male, calma. Guarda, parlate buono. Ma mia, mi brucia la costanza. Perché sono troppi, gli trozzati, dietro la mallecca che si fanno tutti lui. E siamo ancora per finta. Allora, sa che va a succedere? Ma a dire una cosa, io non mi trovo in questa situazione, e tu mi stai muta, ma canto tutte cose e soffro in silenzio. Stiamo in muto, che stanno venendo, stiamo muto, ti è claro. Vedete qua. Cercami un po' fresco. Oggi è la giornata più importante e ricordante per me. Io godo che avevi la così innamorata, felice, affiatata. Allora, tu mi fai tornare col pensiero alla mia primavera, quando il cuore mi peccava amore. E tu, Marianni, mi ricordi l'anima della mia Giovanni, quando fra un vasone e un altro mi giurava eterno amore. Zietto affezionato, tu non puoi nemmeno immaginare quanto sia grande il mio amore per Mariannina. E io che sogno di me, ero più mio marito. Oh! Enrico, ma lo stai sentendo? Anch'io. Che belle parole che si dicono con mia presenza. Ma perché? Ma che dici? E che signore me per mio marito, o marito di Mariannina, poi? Io, c'è tu. E allora perché te belli? Fai come a chi, da parla un'ora e sparra soggere e sentite un'ora. Alla fine le parole vanno a Leonardo, ma la sostanza, la carne, resta a te. Se tu era così, almeno non resta manco un brodo. Fatemi una seggia, No. Un momento, io non ho bisogno di nessuno. Per mia, ci penso di Manabu. Ma io sogno compare, sogno di casa, va. Per mia non mi interessa. Per Don Francesco ci pensiamo noi e non abbiamo bisogno di ricorrere ad altro. Ma io volevo dire che non abbiamo bisogno di voi. Grazie. Ma guarda, sapete quelle che sogno io? Oh mamma, me l'hanno detto 1000 volte. No, ma sapete che se diciamo giù. Oh, da lei, guarda se ingazza sto vecchio rapporto. Carmen, io ora comincio a capire quelli tuoi sospetti. Ecco, di tagliatini zigni. Ti pegate sotto al tavolino che non si capeva che non ne venevo. Avete ragione. Lo so, caro Don Francesco, ma c'è di più. Mi pare di aver scoperto qualcosa che vi racconterò in separata sede. Ma per me oggi, cara Carmen, che sto compare, non mi convinci, mi non peccato. Non si preoccupi, stia tranquillo, Don Francesco, non lo molerò per un solo istante. Dunque, cari sposi, vedete qua, sentate su uno della banna e uno della banna, che voi per non vedere. No. E questo non è opportuno. Perché potrebbe essere una nostra discussione. Certo che lo è. E sapranno voi perché? Perché io sogno compare. Ma quello compare Reggi. Scusate, ma ora state esagerando. Io? Oh, certo, proprio voi. Ha troppa competenza. Spezza la riverenza. Ma ringraziamo per l'interessamento. Per ora è giusto che lei dire che si
capisce fuori, camurrioso. C'è un po' cazzo mi è andato alla faccia. Ora tanto mangiare. Il capo famoso vi autorizzo a prendere un poco d'aria. In altre linee. Guarda scherzate, io me ne voglio. Io voglio stare qua, perché a te, hai un cerchio io pollice. Un circolo io io. A circonferenza, un po'. Ma chi state dicendo? Chi a voi non mi capisce? Parla in termini incomprensibili. L'importante lo capisco io. E tanto male. Lo zio non è a conoscenza che voi ci onorate con la vostra presenza durante la villeggiatura. Come? Il compare dimora qua stabilmente. Coabita con gli sposi? Sì, e non solo in campagna, qualche volta anche in città. Oh, e così ne capisce cosa. Ah, che bella modernità. Guarda cavolo, tale che su Betty è il giovane principale. Ora ci vedi un po' preseggiando a Lermo, io me ne devo pensare. Carissimo zio, deve sapere che il compare è il mio piacere. Ah, il tuo bracciere? Sì, ha comprato pariale. Ehi, uomo di fiducia, e praticamente mi accompagna al mare, in montagna, a fare delle lunghe passeggiate. Davvero? Sì, e quando Donato, mio marito, non è in casa, rimane con me per non lasciarmi sola. Ah, vi fa compagnia in casa quando vostro marito è assente? Ma è naturale. E ti accompagna dovunque andate il piacere del compare? Zio, cercate di capire. E il bon don, sì, ecco, il cavalier serpente, la moda lo impone. La moda, un bon don, un cavaliere, ah che bella modernità, cari. Ai nostri tempi. Ai quei tempi. Allora, si muovono i cammini con una bucciò e si piavano le cause con cantascate. Zitto voi, non siete stati interpellati, nessuno vi ha chiamato in casa. Intanto vi devo dire che io vorrei scambiare quattro parole proprio a quattro occhi che vale a voi. E credo che avessero avere la buona creanza di allontanarvi un po'. Compare Don Pasqualino, venite qua che ci facciamo una bella briscola in compagni. Senza ci giocare Bravo, già è quello, non c'è bisogno. a voi, come non può vedere gente preso nella testa? E compare, quanto me ne apprisco, Vedete, senza ci giocare buono. Nella vita si deve già saper giocare sempre, non vi preoccupate, vi vecchio io per compagno. A voi, quando voi ti mando per compagni di processione. Volete mettere compagna? A voi non ne parliamo. Mi ha lasciato se cagna. Don Pasqualino, se permettete vi faccio io da compagna. E va bene, io cavo. Dove ti dai cacca? Io cavo che è per Aveva con sua padre. E manco si può parlare. Molto sogno, avanti. Oh, finalmente un macelliere lo compare si pietà. Io sono contento cosa, perché parto del casa stanno per innamorare, che tanto come una pozza di miele. Io cosa, capito? Quando mi dici di parolette loro, dicevate come i polumenti, come faceva io, collaborando nella per Giovannino. Vita, riguardati Luciano. E io mi guardo il tavolino. Caro zio, io dico sempre parole dolci a Mariannina, dalla mattina fino alla sera. E io non mi curco senza dare cifasonetto al Leonardo. Davide Spagni. Solo la vista in questo momento facesse il macello. Ma con la mattina poi, la figlia di Rumecchi amico mio, chiedo che mi salvò la vita durante la guerra. Ora è sposa dell'erede mio diretto. Ah? Avessi un minuto dannato se non fosse stato da così. Carissimo zio, non potete sapere quanto sono obbligata e riconoscente
riconoscente per queste belle parole. Ed io sono ancora più riconoscente di lei, perché sposando Mariannina io ho toccato il cielo con un dito. Ce l'ho così! Pasqualino, può puntare io vado. Ora sposato e sono doppio per zittare. Leonardo caro, ti devo fare una confessione. Parrassi, tu non ti avessi comunicato a Mariannina, io ti avessi cancellato dal mio albero ginecologico. Ma che cosa c'è nell'ostetica? No, ma voleva dire ostrica, avete cazzi. Avete bastoni? No. Anche io, allora mi mandato una parola. Insomma, avrei dato tutto ai poveri e agli orfanelli. Avrei mai potuto fare una simile mascalzonata io, zio. Zio, il Leonardo va sempre obbedito, in tutto e per tutto. Ora, cari sposini, dovete esaudire un nascosto desiderio di questo vostro vecchio zio. Parrasse, zio, siamo pronti ad accontentarvi in tutto, prima che torni la prossima estate, ma da fare un grande regalo. Parrassi, zio, sono veramente, parrassi. Non vedo, ne potete un mastro! Ma che vi succede? Mi avete rovinato la mano proprio perché gridate? Oh, a Nerone chiama carico come ci pare piace, a me? Avanti, va! Ora si incende, basatevi, abbraczatevi, fatemi questo piacere, va! Ma vedi, zio, qua, davanti a tutti! Ma non ci vergogniamo. Ma che sono queste discorsi? Ti vergognate! Ma siete andati del mondo! E lo potete fare! Liberamente! Non da dire davanti a Dio! Ma allora manda mia! Ma che cosa, scusate? No, voleva dire davanti a me metro di briscola, faccio il suo caro! Veda, caro zio! Volemmo dire. Oh, basta! Sentite e abbracciate! Datemi il nostro piacere! Cara, davanti al vostro zio! Poi. Va bene! Se proprio lo ordinate! Vieni, Mariannina! Mia adorata moglie! Vieni tra le mie braccia! Basta, mi stai parlando Basta, non ti può giocare più queste carte carine! Vedete? Basta che vediamo, lo dico io! Ma insomma, che vi prendete a dire? Facete voce, soppiate la gente! Oh! Ma chi siete? Voi, cosogno io! Cosogno io! Pensate di dire questo! Facchini! Questi facchini li hanno bagnati! Perdonatemi, zio, non l'hanno fatto apposta! Ma poi chi sono? Persone di servizio che si attuffano per cose da nulla. Sai chiappolo per un avviatore, oh! Abbiamo dietro che c'è lo sto sguardo! La pazienza va, Samuretto! Tanto ormai si dice tanto! A una facciamo! E ognuno avete diritto al giusto e meritato riposo. Cari sposini, ecco. Chiede dare la vostra stanza. Andatevi a riposare, che domani da Masusa le presti. E ne voglio fare un bello giro con voi che circondate. Che dici tu? Come? Le sposini, che allora come? Ma che siete insolati? No! Picchia parola sempre io e sparte freno. Ma poi dico, perché? Perché io non lo permetto. Non lo permettete. E senti, per cosa dico? Io sogno. Va bene, chi siete? Parlate! Io sogno con mare. E non mi pare che mentre la luna appare, i risultati si avessero a
sinceramente. Ah poi, ancora è presto. Entra, capisci a fare? Questo vostro poeta, ma non va ancora come ci sto a canale? Ma poi che volete dire? Ora, non va tocca da parlare. Carissimo zio, chiedo scusa. Voi ci avete ordinato di andare a dormire ed io e Mariannina vi ubbidiremo, così come è giusto che sia. Vieni Mariannina. Oh, poniamo cos'ecco. Oh, allora a questo punto vai a dire che siete bastasso Ma e... intrigante davvero? Oggi, vedete questa cosa mia? Perché tu? Oh, tu hai rovinato tutta cosa. Tu stai appunto che non ti rovina la faccia a pugna, va bene? Avanti buon uomo. Vedete qua, ora da tutti sono venuti a toccare. Non ti va a toccare la carruaggia, che devi riposare. Ma che modo in fondo? Siete un buon uomo. Però un poco pazzo. A mia pazzo! Vedi tu qua, vedi il sanguillato! A me me li dice che ecco! Sanguillato, arrabbato e arrombiscato! Ma come vi pretendete? Oggi sta tenuta, con un ingiostro nei mezzi mani che le vesti ora! Donna, ma come parlate? Vi devo dire che siete proprio un villanzone. Scusate, io certe volte non vado come parlo, io sono un anticchia nervoso. Con permesso, Iniziate, non ci fate nessuno mazzo! E la roba più corta! La roba ma sono finiti! Uno e io! lasciami passare! Ma che succede? Oddio, mi gira la testa! Ma guarda chi giornata è sta giornata! Oh, mi vedevo calma, me ne vai studiato, buttare la Ma io? Ma che faccio fare? Oh, tu sei un cugnato, che devi stare attento. Ah, quale che tu c'è la sua filosofia di vita? Chi è un poco fuori dall'ordinario? E ragiona poco, come l'hai detto? Io c'ho il museo, Pasqualino, fai un po' di pazienza e pensare che tutto andrà bene. E tu che mi dici? Tu mi dici sta facendo andrà bene solo per te, mi dici tu vivi, mangi e te ne freghi lo cambi e dopo muori. Ora addirittura si presentare questa capacittà come calendare esterna. No, Enrico, cerco di calmarlo. Almeno una cosa questa cauzione. Senti, io ci provo, ma neanche, e c'ho tutto le altre. Stai muta che stiamo da me. Andiamo in. Carmen. Io mi domando e dico, che caspita ci piglia il compare ogni tanto? Il si agita sempre e a me non mi comincia. Ma per la verità non ho capito nemmeno io. Cara Carmen, credo che ci volesse qualcuno che lo conosce bene, qualcuno che gli è vicino. Ecco, ho trovato. Amico! Eccomi! Don Francesco, a vostro ordine. Senti, vedi, detto fra noi in confidenza, io vorrei sapere il motivo di
certi atteggiamenti che c'ave Don Pasqualino, mi compare, capito? Certo, in effetti, certe cose non sapessero mancare di, però Iega soffre un po' di scompensi. Quando era niente, casca urana. Pazzo! Pazzo, Totale? quasi. Madonna di Lucarmelo! E vedete un pazzo in casa? Fatta la pilatura mi sta chiamando? Senti, Carmen, entra domani sto compare a fare vela e se ne chi, se non che io, riesco prima di troppo. Arrivo sempre a la camera, accompagnami nella mia stanza, come io ho dato il mio sicuro. Ma Monello, prende, questo è un po' gente mia. Compare Don Pasqualino, scusate, dove cercate di andare? Mi sono a sparare, ma chi è che volete? Dico, dove vi introducete? Ove vi incuneate? Ma che vai a dare il punto a buono? Certo, ma insomma, ma non sapete chi sono io? Io sono Carmen Grasso Scrivanelli, scrivana contabile addetta alla scrivania di Don Francesco Scrivetti, nonché sua segretaria particolare. Voi sapete io che farete? Che c'è scrivanetti, gli scrivanelli. C'è scrivani, gli scrivania, ma non muta la penna mia! Come vi permettete di batellare il mio cospetto in coda guisa? Io sono la segretaria Scrivana, ha detto la scrivania di mezzia. Oh, ora tu sto. A voi sapete quel che sono io? La tu caputo quel che sono io! La tu caputo! Ma chi è? Ma che sono? Guarda, tu vai a lavorare a casa. Ma che si succede? Compa! Perché devi scrivere? Si può sapere che è successo? Guarda, un attimo. Meno male che è rimasto in tempo. Lei non mi sta scrivendo avanti. Se c'è canta un muro a carattere cubo, va bene? Non è successo niente. Ognuno grida e fa voci come ci pare piace, va bene? Calmi, che sembra come una mucchiosa. Ragione della scrivania. Ma sapendo o no che mio zio ama la prudenza, il silenzio e sfugge il rumore. Come no? Allora vi prego, ritiratevi nei vostri alloggiamenti. Va bene, però se chiudo pochi orecchi, gli occhi li tengo bene aperti. Allora, spalancari e sentono fuoco. Ciao, volevo finire questa commedia. Più, non ci faccio più a soffrire l'amore. Non mi più a sopportare certi pesi. O capisco? Sì o no? Non tocca per rovinati. No, ma in questo caso siete voi che rovinate a me, avete avuto rovinato a me. Io non posso imbucchiare a mia moglie, caso mio, guarda, squadrato e italiano. Non posso fare in basso, caso mi guardate come l'altro. Oh, io non ce la faccio più, va bene? Pasqualino, ma ancora dopo sì, mezz'ora che ti stai aspettando. Momento, quando ci dico una cosa all'altro. Tutto procede bene. Togliate il caffè stasera oggi, Allora, io per fare un favore a te, a consentire a tutto questo che regista, ma non sapeva che questa cosa pigliava questa brutta piega. A tavola, noi due, eravamo 70 km di distanza. Io non ci doveva manco bene, mentre Leonardo era mano nella mano e forse anche ginocchio nel ginocchio. Io la mano a quel cacciarava, andando a la scrivania, che cercava di trovarmi mangiare per lasciare il maglione e mangiare tutte cosette. D'altra parte, a voi, qual è che fu? Che nell'abbraccio c'era essere un cerchio
invece Leonardo se ne pova come un'arancia di mare. E poi, nel baciamano, ci doveva essere il tuo dito, per finta, per recita, per commedia, va. Invece il bacio era sempre a carne nuda. E ho sapete niente era troppo. Oh, volete capire? Questa è me mu chieri. È me mu chieri. E che manco posso parlare? Sta cosa, sta per fare, è per sopra. Senti Pasqualino, amoni, e vieni a fare una passata così ti calmi, va? Oh! E dopo lei a tua moglie, e che fa? Te ne manca un pezzo? No, ma si può scarciare perché c'è la carrozzeria. Tanto c'hanno ragione, povero Pasqualino. Ma pensando alla nostra situazione a fare un po' di pazienza. Speriamo che nascono via. Ma io solo potevo capire a Pasqualino. E dire a suo moglie avvicinata a Connauggio non è una cosa bella. Magari non c'è questa cosa. Ecco, per caso fossi gelosa di Leonardo Sodoma? Gelosa no, però sto invecchiamento in prestanza, va, mi piace. Cose da pazzi! Ma guarda cosa si deve vedere e sentire in questo mondo! Cancella ogni cosa dalla mente, fuga ogni tua gelosia. Leonardo è stato e sarà sempre solo tuo. Porca miseria! Ma manco là a pensare, babba! Io voglio bene solo a te! Quando sono vicino a te, mi scordo tutte le sofferenze forzate che mi sono portate. Mizzica! Se questo non è amore, io sono la regina Maria Antonietta! Ma cos'è questo rumore? Forse è meglio che mi nasconda! Ande scandale. Ande scandale, vieni, non c'è noi, silenzio di topaci, vieni. Ma va, Pasqualino, ma che mi fai male? Basta. Stasera sogno deciso di andare su. Leonardo, ha ragione, ma sta scenetta, sta storia, non può durare più, mi sentirai. Senti, Pasqualino, rifletti un momento, pensa a chi tu che lassamo, a una scappata di notte, e lassamo a Leonardo non verrò vivo pure. Senti, non cominciamo. Ora, vi registi, che a favore mio, avete fatto qualunque cosa. E che è la verità? Ora, andiamo dopo al mentre non Giovannino, dacci tutto il pagliariccio. Non si come da entra, e cosa viste se viste? E sono ubriaca con cuocere d'ovino. Meglio. Vuol dire che domani a mattina noi spieghiamo con denti, felici, abbracciati e magari ubriachi. Sta casina, l'hai oramai sopra la panza. Lo capisci? Amoni. Amonenni. Alla facci tu compare! Cosa merchieni i cupi! Questo è ratto bello e buono! Don Francesco, venite! Correte! Subito! Perché volete voce? Che succede? Perché cosa si vuole? Caro Don Francesco! Qui si vedono cose turche! Parla, che fu? Vostro nipote, Leonardo, siete qui, allora! Cacamarera! Cacamarera, sì! E questo è niente! E come si chiama? Donna Mariannina, siete qui, ora, questo famoso Combari! Sei un compare con un Pasqualino? Sì, signore! Tradimento! Leonardo! Arrivi come venite correnti! Graziella, Raffaele, venite, correte, subito! Ma che
E su ti chiappo, faccio io che ci faccio! No, fermo, non ti comprometto. Fai le cose con giudizio qua, fai le cose con giudizio, secondo me. Lasciatemi! Lasciatemi! Per carità, lasciatemi! E va bene, ma tu ricordati che il vero capitano si vede nel momento della tempesta. Tu avacci, ma calmo. E va bene, ci vado, ma con calma. Lentamente, senza problemi. Ma guarda che scende a un buono cristiano che si mette in casa amici e compare. Don Francesco, Vittoria, vi abbiamo fermati in tempo. Brava la signora Mariannina. Si voleva fare la passata nottambula con compare. Degno compagno e piacere della vostra signoria. Ma io... Ma non ci sono mai che tengano. Voi siete Rea e... Pedigrafa. Sì, Rea e... Felografa. Pedigrafa. Sì, demografa. Perché avete impresso il marchio dello disonore in casa dell'imbrattato mio di Ma come si fa a perdonare una moglie che è scapata? Sì. Scusa Leonardo, sei tornato dal mio dolore. E perdonami per quello che ho fatto. Questi commenti. Lo so. E ora spicciarmi Leonardo. Chi su ti picchi sta commedia alla finire, Avanti Leonardo, perdona! Non posso! È più forte di me! Lo so Leonardo! Io non sono veglia! Ma fallo almeno che si lasci per il pentimento dell'interno! Avanti Leonardo, perdona la paga! La devi perdonare, forza! No, zio, non posso! E invece devi, perdonati! E va bene! Ma solo per obbedirvi! Però! Quel fedente del compare mi dovrà dare conto e soddisfazione! Ora ti devi compromettere, Leonardo! O compare! Appena arriva, ubidi e lo licenzi! Perché si deve dire sempre fuori di sta casa, sempre! Ha ragione lo zio! Fuori! Fuori da casa mia! E sta scordando una pedalciata! Poi te la spiego perché lo fa. E se ne chiede magari a signorina, lo capisci? Inizia a mia moglie! Ha ragione lo zio! Lucietta! Lucietta! Vieni qua! Arrecammi i pupi! E vattene fuori dalla mia casa! Ti licenzio! Perché sei la mia strega! La mia perdizione! Il mio
Dovente e pentita. Dopo che ci domandi scusa a tuo marito, ti ritiri con bunda nella tua stanza. Che fa questo? Signore, ho una stanza, non vado a vedere un mio Pasqualino. Mi sono comportato bene, illustrissimo zio. Buono, buono. Ma la prossima comportate meglio. Dai, porco. Sembra l'obbedienza quando ho più ogni lucetta. Ma come non ci metteste niente da buonanza del tuo padre? Chidro, suo padre, era un amico mio. Chidro che mi salvò la vita. Era il più potente, il più bravo. E credeva sempre che non c'erano venti che non mi veniva bene la cucina. Certe cose, tu la prevedevi. Più che normalmente come un riuto. Ma scusate, io potevo mai immaginare che a me solo stava faceva con due pezzi per non lo compare. E che dove andai magari a caccia? Che ne guarda che dove andai io? Ma no, mi cagare a questo per far pigliare, magari la cosa, ma magari è bene per far pigliare. Don Francesco, speriamo che Don Donato non ci ripensa. Cara Carmen, certe volte ci vuole il posto fermo e il cuore grande. Caro Don Francesco, vi siete comportato con un intuito che manca un generale in campo di battaglia. Sogno sicura però che tu famoso compare si scorda la carasciata. Il compare. Ah. Cosa dite del signor Don Pasqualino? Parla, amore mia. Il compare. Ma dai, ragione. Sì, signora, perché ci sono problemi? Ora, tornate a Maria Menina che mi scippasse con lo razzo. Per subito, prima che faccia un macello, una straccia. Enrico però mi sa che aveva ragione. Chi è pazzo? Pazzo, qui ci vuole la croce rossa. Chiamo un medico. Chiamalo, là. State pepetando tutti voi. Mi volete rispondere? Un niente, cucchiere. Maria Nina, che forse mucchiere? E quando volete vai a dire? Pazzo, senza pazzo. Povero disgraziato. Disgraziato, ci siete voi, avete detto. Ma sei sul mio pazzo? Ma come? Ora faccio pazzo per te. Voglio tornare a me, ciò vuol dire a questo signore, quella sogno io, non mi spalino. Che è vero che Mariannina è mia moglie. Ah, che stai a scena. E pare buono, è un poco pazzo. Un pazzo! Grazie. Ma grazie, oh signore domanda. Allora, ciò vuol dire a questo signore, uè Mariannina, e ci dici che è mia moglie. Oh. Ah, questo è il discorso di stamattina. E pure tu compatitolo. E pane buono, ma è pazzo. Ma dai tu! Sono un pazzo! Non è possibile che arriva sempre al momento giusto. Anche lei mi pubblica di sta casa di pazzi. Ma che siete pazzi per davvero? No dai! Venite qua! Solo voi me lo vedete! È vero! Che Mariannina! Chi è mia moglie! Ci sono dubbi, mille dubbi. Troppi dubbi. Ma non mi chiamo quel pazzo! Scusate, i veri pazzi siete voi. Mariannina è la vera unica legittima sposa di Don Pasquale. E Don Ronaldo. È sempre stato marito della Lucetta. Mariannina. Della Lucetta. Ma allora Lucetta pure.
cameriera Lucetta. Ma quale cameriera è cameriera? Lucetta è sempre stata moglie di Don Donato. Mentre Mariannina hai stato sempre me mucchieri. E io, nella qualità di notaio, lo posso affermare, confermare e attestare. E se volete, ci metto magari un dicono su. Ah! Non Ci metti un pollo. Ma allora questa è una macchinazione, una finzione del decennatore di Marcotti. Leonardo San Bursano, perdonatemi zio, vi chiedo perdono per l'offesa recatami, ma vi prego, perdonatemi. Non ti voglio vedere più. Io ti serenico. Ma perché queste parole grosse? State come tu volete che non sapete. Zio, voi mi rovinate. Tanto zio ci fai queste offese. Ah, non ti darò una lira, ti voglio vedere ridotta all'elemosina. Vi prego, non impedite contro un povero uomo ridotto alla miseria e alla disperazione, perdonatemi. Tu non ti meriti i sacrifici della mia vita, non ti lascio niente. Tutte cose povere c'è lui. Ti sorelle, non ti meriti niente. Oh. Ora mi sentiamo. Anzi, mi cazzai in pedalero. Ehi, scusi, mando al tuo paese a sto zio fedele. O vuoi sapere perché vuole dare tutti questi poveretti? Perché tu ti meritassi a una cucina, a me ce la che fa? Ti entra fuori da casa e non ti do un giorno. Non ti preoccupare, t'alloggio io e una pagnotta non te la farò mandare. Io non sono un ricco sponato come a chi, ma in compenso dove tu hai un gol e non una barata di gas. E tu e Mariannina farete i padroni alle case. Non appena cresceranno i bambini però i battino io, i crescio io e ci insegno a volere bene o padre e a madre e magari a mia e a Mariannina. Così quando saranno più grandi e mi domanderanno dello zio Francesco, ci vorrei io che miserabile che era. Così loro impregheranno la memoria dello zio morto che già nella vita era rompiscato, il lanzone e tutte queste grandi cose. Avanti, scusati, accusati, chiamoli. Oh, un momento. Io non voglio essere un maledetto da tomba di mia nipote. Fatemi capire una cosa. Ma non c'è, qui. Le cucina carnali, siamo figli frati, unico sangue, sangue e ghitta e siamo sogno io. La faciste finire a cancello ora però, eh? Ora che la trasfusione la faciste non ne potevo ieri. Aspettate. Lucetta, me ne Leonardo, me ne del capo. Io ho capito che un vero amore non si catta e non si vede. E io vi perdono. Io ho capito che le terrene, i titoli, la felicità non la fanno queste cose. E ora dopo che io mi ho perdonato, vi prego, vi supplico di perdonare sto vostro solo zio. Con Raffaele tutto a posto. Sì, e tra poco ne maritiamo. Esiste per posizione. È perquisito. Armato. Armatissimo. Ci dice la frase più contenta.
Ora che tutto siete sul mondo, andiamo tutti a festeggiare Roma Paese.